Grazie Gigi, grazie Yannick. Sono due grazie diverse. Il Gigi Riva, che l'aveva chiamato il Gianni Brera Rombo di Tuono, figlio di terra lombarda perché era nato a Leggiuno in provincia di Varese nel 44, come sappiamo tutti è morto circa 2 settimane fa, il 22 di gennaio. Egli contribuì, come appunto tutti sanno, alla vittoria del Cagliari nel campionato di calcio di Serie A del 1969-70 e fu uno dei protagonisti della celebre semifinale nel Mondiale del Messico del 70, Italia-Germania 4-3. Yannick Sinner, questo ragazzo italiano, altoatesino, tennista che ha vinto la scorsa domenica gli Australian Open, è arrivato appunto a ventenne alle cronache del tennis mondiale. Perché dico grazie? In che per la Gesa è la giornata della vita, quella passata era della famiglia, la prossima era di solito la giornata della solidarietà a livello diocesano. E quest'uomo che, invitato a giocare in Sardegna, poi ci rimase e rifiutò imprese magari in altre città, in altre squadre più blasonate, rifiutò offerte più allettanti. Quindi un uomo che ha dato un insegnamento non solo sul campo ma anche al di fuori. E questo ragazzo, questo giovane, che intervistato dopo la vittoria ha detto grazie ai suoi genitori, sono due genitori straordinari, ha detto. E anche sottolineato in un'altra intervista che spesso i genitori hanno un po' troppe pretese, hanno un po' di pretese sui figli, invece i suoi l'hanno sempre sostenuto, ma senza enfatizzare eccessivamente il dato sportivo, che non vuol dire non dare spazio allo sport, ma mettere tutto nella giusta dimensione, quindi in primis la vita da quando si forma fino a quando nasce, fino a quando muore naturalmente, la libertà delle persone, i diritti delle persone, la dignità delle persone, la famiglia. Anche Riva ha avuto la sua famiglia, se ne è curato, tutti gli hanno riconosciuto anche questa grande dote, diciamo, di essere un uomo, un padre di grande valore. E il ragazzo che appunto nella famiglia trova gli spunti, ha detto: i miei genitori mi hanno dato dei grandi valori, ecco, e valori che vengono prima di altre cose. L'hanno invitato a Sanremo, ecco, lui va no, tanto anche a me no, non perché non mi abbiano invitato, ma perché come gli anni scorsi non guarderò questa trasmissione, così come ormai da un po' di tempo che non mi curo di quello che accade nel campionato di calcio, perché forse perché sono rimasto a quest'epoca in cui vi dirà Öte Setindrei, non mi interessa. Questo è il gol di Riva nella famosa partita 4-3 contro la Germania, il suo grande sinistro. Tra l'altro i commentatori hanno detto più di una volta che forse questa è stata l'unica vera azione di quella partita, gli altri furono gol più o meno regalati dalle difese reciprocamente agli attaccanti che segnarono, o ai difensori, perché Burnici, come sappiamo, era un difensore. Noi segniamo anche con Rivera e Boninsegna. Vabbè, conclusione: grazie Gigi, grazie Yannick, arrivederci a tutti, ciao ciao a tutti.